Per la scomparsa della donna di Favara, indagato dalla Procura di Agrigento per omicidio e occultamento di cadavere il fratello Vincenzo. In vista della marcia promossa dal cartello sociale, ai nostri microfoni Don Mario Sorce. Proteste e costituzione di un comitato di cittadini contro l'antenna per la telefonia. Interrogazione all'ARS per il contratto di affidamento del servizio alla TUA di Agrigento. Buongiorno da TVA Notizie. C'è un indagato per la scomparsa della donna di Favara, Jessica Lattuca. La giovane mamma di Favara, si tratta del fratello Vincenzo, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, accusato dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Novità sul caso di Jessica Lattuca, la donna scomparsa. A Favara, indagato il fratello, ucciso dopo la lite. Iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti è Vincenzo Lattuca, di 43 anni, originario di Favara in provincia di Agrigento, fratello di Jessica, la 28enne, madre di 4 figli, scomparsa dal 12 agosto del lontano 2018. A farlo è stato il procuratore reggente di Agrigento, dottor Salvatore Vella, e il pubblico ministero Paola Vetro. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna Filippo Russotto, è che sia stata uccisa dopo una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Sia l'omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote. L'indagine intanto in questa fase è stata delegata alla squadra mobile e non più ai carabinieri di Agrigento. In particolare sarebbero state ritrovate alcune tracce ematiche riconducibili alla donna Jessica Lattuca nell'abitazione del padre della ragazza, dove viveva anche il figlio Vincenzo. Il 42enne è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Vincenzo Lattuca, indagato nell'ambito dell'inchiesta Mosaico, che ipotizzava un vasto traffico di armi e droga collegato alla faida tra le due bande rivali che provocò 5 omicidi tra Favara e il Belgio. La procura nelle scorse settimane, ma l'indiscrezione è filtrata solo adesso, ha convocato Vincenzo Lattuca per rendere un interrogatorio. L'indagato, assistito dal difensore avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Giornata di consultazione, quella di ieri, con le parti sociali, organizzata dal corso di laurea in architettura e progetto del costruito. Interessante il contributo del Soroptimist, il servizio di Margherita Trupiano. Oggi l'università incontra la società civile per presentarsi in quello che è il suo progetto, su ciò che è stato fatto, su ciò che è da fare ed ascoltare anche. È un momento molto importante, diciamo innovativo sicuramente. Sì, diciamo che è una prassi all'interno della struttura universitaria, delle università italiane, verificare periodicamente l'operato dei corsi di studi e diciamo, il riscontro che il territorio ha rispetto ai nostri contenuti che proponiamo in ordine alla ricerca e alla didattica. Però questo momento assume un valore particolare qua ad Agrigento, perché il nostro mandato era quello di creare un legame con la città, con le parti interessate, con diciamo, le parti sociali interessate a ciò che l'università può dare, e quindi questa verifica la ritengo veramente molto importante anche rispetto alla numerosità dei partecipanti. Un'altra cosa importante che io ho sollecitato è quello di invece accogliere diciamo, delle proposte concrete con cui diciamo, il comune, gli ordini professionali, tutte le associazioni e istituzioni del territorio possano diciamo, interagire in maniera più efficace con i corsi di laurea. Nella fattispecie oggi stiamo revisionando, se così si può dire, il corso di studi in architettura e progetto nel costruito, e abbiamo compreso molto bene come diciamo, un corso di studi in architettura sia
veramente appropriato rispetto alle esigenze e alle problematiche del territorio. E questo si vede anche dall'interesse che assolutamente le parti sociali hanno mostrato nei confronti sia dei temi sia dei contenuti di ricerca che stiamo portando avanti. Credo che si possa lavorare molto bene e sia molto utile trovare questi momenti di incontro tra città e istituzione universitaria, perché in fondo siamo parti di un territorio, di una comunità che vuole crescere, vuole ripensare il suo futuro. Si parla di costruito ed è una cosa molto importante, perché costruito significa riqualificare, rigenerare, significa fare patrimonio di ciò che è la nostra storia e preservare anche il suolo, insomma un discorso che è molto avanti. Guardi, quando ho pensato a questo corso di studi, proprio la titolazione l'ho un po' modificata io, progetto nel costruito, ho pensato esattamente a quello che lei sta dicendo, al valore immenso che ha il patrimonio costruito. Però bisogna essere molto chiari, molto obiettivi rispetto a coloro che usano stereotipi per magari catalogare la nostra città come una città brutta, che ha delle disfunzioni, che è stata nel tempo maltrattata. Questo in parte è vero, però noi individui del presente abbiamo una grandissima responsabilità, non possiamo ancora accollarci accusare il passato di aver trasformato la città nel senso del brutto. Noi dobbiamo trasformare la città e tutto ciò che nel bene e nel male i nostri predecessori ci hanno consegnato nel senso della bellezza, e qui ci vuole una grande cultura. Io sostengo da sempre che non bisogna abbattere, demolire edifici, ritornare a una verginità medievale della città o rinascimentale della città. Bisogna, a partire da tutto ciò che è stato costruito nel bene e nel male, avere il coraggio e avere la cultura, la grande cultura di far ritornare la bellezza all'interno di questa città, e si può fare. Lo hanno fatto le grandi città europee, lo hanno fatto centri storici molto malmessi rispetto a quello di Agrigento, e quindi noi possiamo veramente fare tanto per la nostra città, fare ricerca proprio a partire proprio dalle contraddizioni. Quindi non basta dire la città è brutta, ci sono queste cose che non vanno, è stata distrutta, è stata modificata. No, noi oggi abbiamo una grande responsabilità, per cui i cinquantenni, i sessantenni hanno avuto il loro tempo per poter introdurre la bellezza all'interno di questo luogo. E quindi un corso di laurea ha il dovere di intervenire e di riproporre la bellezza possibile, non con le finzioni di mascheramenti in verde, ma assolutamente con delle decisioni strutturali che possono far riportare Agrigento nell'ambito di quella Akragas, che è una delle più belle città dei mortali. Sì, oggi abbiamo fatto questa giornata di consultazione con la società civile, con le istituzioni, con il territorio, perché io rappresento un corso di laurea che da 3 anni insiste su questa realtà, e noi vogliamo essere al servizio del territorio per la cura del costruito in tutte le sue varie forme, da quello più monumentale a quello del Novecento, al paesaggio, quindi basta nuova urbanizzazione, nuove costruzioni, curiamo e riqualifichiamo quello che abbiamo. Questa è la mission di questo corso, che mi ha fatto piacere oggi però vedere essere di comune intesa con tante realtà del territorio che sono stati presenti e hanno voluto partecipare a questa giornata. Dal prossimo 6 luglio e fino al 15 settembre in Sicilia si potrà acquistare nei negozi con i saldi. Il relativo decreto è stato firmato dall'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. Si tratta di una misura, ha detto l'assessore, molto attesa sia dai commercianti che dai consumatori. E veniamo alla marcia sulla sanità agrigentina. Arturo Cantella ha intervistato Don Mario Sorce.
Mancano 3 giorni alla marcia organizzata dal cartello sociale formato dai sindacati CGIL, CISL, UIL e dall'ufficio pastorale del lavoro, prevista per il giorno 17 alle ore 9:30, partenza da piazza Capurra ad Agrigento. Tante le adesioni che sono state ricevute, tanti rappresentanti dei comuni, del mondo del lavoro, delle associazioni di tutta la provincia che verranno a manifestare per il diritto alla salute, che è di tutti e non per pochi, per coloro che possono spendere centinaia di euro per farlo. Diciamo, a partecipare, a venire, perché è importante. Ecco, quanto è importante partecipare a un evento del genere. È fondamentale, perché il problema della sanità, della mala sanità, come qualunque altro problema sociale, riguarda tutti i cittadini. Ma in questo caso dobbiamo far sentire la voce di tutti. Dicevo in parrocchia, facendo un appello tra i tanti, che se anche ci fossero persone ammalate con difficoltà a partecipare, saremmo disposti anche ad andarla a prendere, perché sarebbero i testimoni migliori per protestare contro la situazione attuale delle nostre realtà precarie, soprattutto nel numero degli operatori, precari a volte anche nei reparti che non hanno sufficiente strutture per poter assistere al meglio il cittadino, e direi anche precari in qualità di serenità da parte di medici, infermieri ed operatori, perché più stressati sono, più ne risente la qualità del loro servizio e quindi da parte del cittadino. L'appello è: non manchiamo, questa è una cosa davvero importante. Se nella precedente manifestazione organizzata dal cartello sociale, che risale al 25 gennaio del 2020, eravamo in quasi 5.000, qui dovrebbe esserci l'intero Hinterland, non solo la città, perché il problema non riguarda solo l'azienda ospedaliera di Agrigento, ma riguarda anche le strutture di Licata, di Canicattì, di Ribera, anche le cliniche di Santo Stefano, le varie realtà che ci sono nel nostro territorio, che hanno bisogno tutti di essere potenziate. Qualcuno mi faceva una domanda: ma l'eventuale protesta per tutte le realtà provinciali potrebbe indebolire il presidio di Agrigento? Non c'è cosa più sbagliata. Se ci sono più presidi di qualità, ne va a vantaggio anche dello snellimento della portata di ciascun presidio. Se oggi ad Agrigento c'è un'utenza di 300.000 persone che vengono a servirsi del nostro pronto soccorso, facendo funzionare bene tutti gli altri, naturalmente ci sono molto meno persone e file meno lunghe e durata meno lunghe nell'attesa di ricevere una prestazione che a volte potrebbe anche salvare la vita. Poi un altro appello, una chiarificazione. Qualcuno mi ha chiesto: ma voi siete contro qualcuno? Nel Vangelo Gesù dice: chi non è con noi è contro di noi, e in un'altra versione dice chi non è con me è contro di me. Io dico che non siamo contro nessuno, se non coloro che fanno male il proprio servizio. E mi riferisco soprattutto alla politica. Se i politici hanno deciso di passare a un sistema sempre più privatizzato della sanità, lo dicano chiaramente, assumendosi la responsabilità della portata di tale decisione. Ma non è possibile che il cittadino, di fronte a una paventata realtà di sanità pubblica, debba attendere mesi e mesi per fare degli esami fondamentali per salvarsi la vita, oppure deve andare a pagare dei ticket molto salati da parte di gente che questi ticket non li può pagare. Quindi la riduzione dei finanziamenti nell'ambito della sanità a livello nazionale e anche a livello regionale porta semplicemente a peggiorare i servizi. Che poi ci siano dei servizi anche accanto a quella pubblica che siano privati, e chi può scegliere eventualmente può fare questo tipo di opzione in più, è un altro discorso. Ma alla gente, al cittadino comune, soprattutto a chi è in difficoltà, va data la possibilità di avere un servizio sanitario pubblico di alta qualità e con tempi celerissimi.
Siamo contro noi i medici o gli infermieri o gli ospedali della nostra provincia? È il contrario. Stiamo facendo questa manifestazione, questa protesta per aiutare tutti coloro che sono nelle nostre realtà ad avere più supporto, più mezzi e, perché no, anche degli stipendi più alti, perché chi deve lavorare sapendo che qui ci sono molte realtà a rischio, perché il sovrannumero crea tensioni anche tra i cittadini, le lunghe attese creano tensioni tra i cittadini, la mancanza di un ricovero celere crea tensione tra i cittadini, e naturalmente l'appello è evitare sempre la violenza e far sempre ragionare non solo il cervello ma anche il cuore. Appuntamento giorno 17 a Piazza Cavour alle 9:30 per manifestare insieme contro la mala sanità e la privatizzazione della stessa. Eliminare i pericoli dalla spiaggia di San Leone, lo chiede Mare Amico. Nota critica da parte dell'associazione ambientalista Mare Amico, rappresentata da Agrigento dal dottor Claudio Lombardo, che interviene innanzi a un problema piuttosto annoso, che da sempre viene in qualche modo rattoppato ma mai definitivamente risolto. Per Mare Amico alcune volte il rimedio è peggiore del male. Nei giorni scorsi l'AICA ha provveduto a rivestire la condotta permanente che trasporta le fogne di San Leone al depuratore Sant'Anna. Questo tubo è famoso perché le mareggiate lo sballottano e spesso ne provocano la rottura con lo sversamento delle fogne in mare, e non è la prima volta che ce ne occupiamo all'interno del nostro telegiornale. Oggi il tubo è in queste condizioni, come si vede dalle immagini inviate da Mare Amico, completamente scoperto, è orribile da vedere, ma c'è di più. Lungo la spiaggia affiorano tondini di ferro arrugginiti molto pericolosi per la gente. Abbiamo chiesto all'AICA di ricoprire con le pietre questo tubo e eliminare tutti i pericoli in attesa dello spostamento definitivo della condotta sulla strada. Da parte nostra auspichiamo che l'AICA una volta per tutte possa definitivamente sistemare il tubo, che ovviamente a solo vedersi non rappresenta ovviamente un belvedere naturale per la città futura capitale Agrigento 2025. Un commerciante di Favara denunciato per furto d'acqua. Arturo Cantella. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Agrigento hanno denunciato per furto aggravato di acqua un commerciante della città, ma residente a Favara, titolare di un terreno compreso tra il villaggio Mosè e San Leone, dove è stata accertata la presenza di un pozzo artesiano. Il caso ha voluto che su quella strada transitasse una pattuglia delle Fiamme Gialle e i finanzieri, che si sono insospettiti, si sono avvicinati per chiedere spiegazioni e hanno sorpreso un uomo impegnato a riempire un'autobotte di acqua da rivendere ai privati. Durante il controllo è stato verificato che stava asportando illecitamente l'acqua, facendola confluire sulla cisterna con un sistema realizzato in maniera artigianale, collegato a un potente motorino con relativa pompa e aspiratore. Sempre più spesso, purtroppo, in diverse zone della nostra provincia, soggetti sono soliti di prelevare l'acqua della condotta idrica pubblica e dai pozzi del genio civile per rivenderla o per irrigare i campi coltivati. Interrogazione all'ARS sulla proroga del contratto per l'affidamento del servizio pubblico alla TUA di Agrigento. Il responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa, comunica che è stata presentata un'interrogazione parlamentare, primo firmatario l'onorevole Ismaele Lavaldera di Sud Chiama Nord, a firma di ben 8 parlamentari, sulle notizie urgenti inerenti alla proroga del contratto per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto urbano alla società TUA Trasporti di Agrigento. Il Codacons continua ricordando che lo scorso 7 febbraio abbiamo denunciato tutto alla stampa e agli organi preposti, abbiamo scoperto un'altra malefatta dell'amministrazione comunale attiva, ecco adesso che si occupa. Ben 8 deputati regionali, con primo firmatario l'onorevole Lavardera, che è già vicepresidente della commissione antimafia. Imbarazzante come sempre l'operato della giunta attuale Miccichè, poco trasparente e sempre o quasi fuori da ogni cognizione di buona amministrazione. Siamo sempre vigili e presenti, ma ci rendiamo conto che senza di noi, forse, anzi senza nessun dubbio, staremmo rischiando di diventare
l'amministrazione più legale della storia del comune di Agrigento. Il responsabile regionale Codacons conclude dicendo: dove sono gli organi eletti a fungere da organo di controllo di chi amministra. Manifestazione e comitato spontaneo di cittadini a Naro contro l'antenna di telefonia. Dopo la manifestazione spontanea effettuata nella giornata di ieri 13 giugno, si è costituito a Naro un comitato permanente contro l'installazione di un'antenna telefonica gestita da Wind 3 in via Verga. I cittadini chiedono che l'antenna non venga installata, ma che venga attuato il regolamento comunale vigente che vieta l'installazione all'interno del centro urbano e comunque vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radiotelevisiva e dunque rispettare la salute dei cittadini per evitare ulteriori campi elettromagnetici che minano la salute degli abitanti. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro con il sindaco e nel primo pomeriggio alle ore 17 il Consiglio Comunale di Naro ha aperto alla cittadinanza per questa situazione molto spiacevole. Il Comitato Cittadino di Naro prende atto dell'ordinanza di sospensione dei lavori di installazione emessa dal sindaco Maria Grazia Brandara e ordina la sospensione dei lavori per la durata di 15 giorni. Il Comitato Cittadino di Naro rileva inoltre che a distanza di circa 200 metri vi è una scuola primaria e dell'infanzia, alla stregua 2 ulteriori plessi di scuole elementari nelle adiacenze. Agricoltura in ginocchio. Anche il sindaco di Cammarata, Giuseppe Manciapane, ha scritto al presidente della regione, il servizio di Arturo Cantella. Il sindaco del comune di Cammarata Mangiapane, quello di San Giovanni Gemini Zimbardo, il comune di Ali Antonino Cuccione e quello di Castronovo di Sicilia, Gattuso Vitale, inviano una nota al presidente della regione siciliana in merito all'agricoltura in Sicilia che è in ginocchio. Le condizioni meteo degli ultimi mesi, affermano i 4 primi cittadini, hanno messo in ginocchio l'agricoltura e non possiamo restare fermi a guardare. Abbiamo deciso di riunirci e appellarci al presidente della regione siciliana e all'assessore regionale all'agricoltura, onorevole Luca Sammartino, per chiedere un incontro che approfondisca la delicata situazione e le conseguenze che questa crisi climatica ci sta provocando e non possono essere certo sottovalutate o peggio ancora ignorate. Chiediamo pertanto, continuano i 4 sindaci del nostro comprensorio, delle azioni concrete ma soprattutto immediate al fine di arginare le difficoltà che il settore cerealicolo zootecnico prezioso fondamentale per il nostro territorio sta già affrontando e si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. L'agricoltura è uno dei cardini principali della nostra economia in un momento storico in cui gli effetti del cambiamento climatico sono purtroppo tangibili e spesso irrimediabili. Diventa necessario mettersi a disposizione di coloro che hanno subito tali danni e garantisco che faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché le nostre richieste vengano ascoltate. I prossimi passi, concludono nel comunicato stampa i 4 cittadini, che abbiamo già concordato, saranno una delibera del Consiglio Comunale per chiedere lo stato di calamità naturale che proporremo a tutti i comuni e una riunione allargata agli allevatori al fine di discutere sulle proposte da portare all'eventuale tavolo con il presidente della regione Schifani. Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento e ASP al comune di Favara. Giuseppe Moscato. Nuovo sopralluogo questa mattina negli uffici comunali di via Beneficenza Mendola a Favara da parte dei carabinieri della tenenza di Favara, degli ispettori dell'ufficio prevenzione dell'ASP, dei vigili del fuoco di Agrigento e di altri enti per accertare l'idoneità e la sicurezza per dipendenti e utenti.
Lo stabile, che ospita l'ufficio anagrafe, lo stato civile, l'ufficio elettorale ed altri uffici comunali, è stato momentaneamente chiuso al pubblico per consentire un'ulteriore ispezione da parte di carabinieri e tecnici. Un primo controllo ispettivo era stato effettuato lo scorso 27 aprile con gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola, che non sono risultati perfettamente a norma. Furono accertate infatti violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con l'applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 90.000 euro a carico del sindaco di Favara, che è il datore di lavoro. Tra le violazioni accertate, l'omessa valutazione dei rischi e di conseguenza la stesura del documento valutazione rischi, DVR, mancata informazione e formazione dei lavoratori, omessa designazione del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione rischi, l'omessa nomina del medico competente e di conseguenza la mancata sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Lo stabile di via Beneficenza Mendola è di vecchia costruzione, un palazzo baronale che ha ospitato oltre 50 anni fa anche la caserma dei carabinieri, per alcuni anni anche una scuola elementare, poi la chiusura, una sommaria ristrutturazione e quindi lo spostamento di alcuni uffici comunali ad opera della precedente amministrazione, determinato dalla politica della dismissione degli affitti e l'uso degli edifici di proprietà comunale, senza forse un adeguato intervento di ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza. Con il nuovo sopralluogo di oggi non si esclude che lo stabile possa essere dichiarato totalmente inidoneo e chiuso, con gli uffici che potrebbero essere trasferiti in altra sede. Restituire la cittadinanza siciliana alla regina Costanza II di Sicilia, chiamata ancora Costanza di Svezia, l'iniziativa a Naro del Centro Studi Chiaramontani. Perché a Naro? E perché oggi? La prima domanda è perché oggi? Nasce dopo 2 anni di impegno e di studio. 2 anni fa, a volte le coincidenze rappresentano poi l'incontro fra 2 diversi pensieri, finiscono col fare scoccare quella scintilla necessaria ad ogni passione che si vuole alimentare. Questo è accaduto a Naro, dove l'incontro fra il professore Vinciguerra e l'amministrazione comunale ha fatto dire al professore Vinciguerra che sulla famiglia Chiaramonte c'era tanto da dover approfondire. Ci siamo incontrati più volte, come vi dicevo sono 2 anni dove abbiamo cercato insieme al professore Vinciguerra di cogliere, di vedere, di individuare quelli che erano le testimonianze di questo passaggio, tutti in Sicilia diciamo che ci sono resti, la Sicilia è stata chiaramontana e in questo essere chiaramontana abbiamo deciso che Naro parli chiaramontano, il primo centro studi. Abbiamo voluto che nascesse qui perché qui lo si è voluto, perché qui la volontà politica del sindaco, la volontà di alcuni che hanno deciso insieme a me e al professore Vinciguerra di essere soci fondatori di questo centro studi, che da ora in poi avrà un solo obiettivo, che è quello della verità, di volere far luce su una famiglia che è stata siciliana, che ha voluto essere siciliana, che ha scelto di restare siciliana e che invece la si vogliono straniera. Costanza II di Sicilia, che è la nostra regina, animatrice del Vespro, una figura importantissima, venerata come beata in Catalogna e dimenticata da noi, oppure quando la nominiamo la chiamiamo Costanza di Svevia. Stiamo organizzando una cerimonia ad alto livello per finalmente provocatoriamente restituire alla nostra Costanza di Sicilia, regina, la cittadinanza di siciliana. Allora, le prime proprio forme stampate da poter discutere per un dibattito è il lavoro del Marchese di Giarratana, che è un manoscritto bellissimo. Poi dovremmo avere già in autunno in stampa tutto un lavoro di ricerca, di studio sul battistero, e il battistero che abbiamo in fonte battesimale di Santa Caterina,
e poi verrà fatto che andiamo a restituire gli emblemi originali significativi, perché in giro si vedono stemmi falsi del Chiaramonte, non è possibile. Noi lo sappiamo qual è l'emblema della famiglia Chiaramonte, quindi lo andiamo a realizzare dipingendolo veramente, si inserisce nel proprio contesto dove era prima della loro distruzione. Anche Naro aveva l'emblema chiaramontano che non c'è più, quindi andiamo a mettere a Favara, a Mussumeli, eccetera. Ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. Manifestazione di beneficenza a Messina sabato 17 giugno in favore di 2 ragazzi. Ho organizzato questo evento solidale per il sogno di Morgan e Valeria perché quando ho conosciuto questo ragazzo mi sono innamorata di lui e della sua voglia di vivere che mi ha trasmesso. E anche di Valeria, dei suoi occhi, perché attraverso i suoi occhi ho visto un'anima bellissima che in poche persone ho visto fino ad oggi. E da allora mi sono battuta con tutta me stessa per organizzare un evento a favore di questi giovani che hanno delle difficoltà ad inserirsi anche in questa società. E allora vorrei che i cittadini si sensibilizzassero per sostenere questi ragazzi in tutti i modi possibili e dargli la possibilità di avere una vita quasi normale. Ho organizzato questo evento a Villa Melania, che è la sede di una mostra etnoantropologica e dove facciamo arte continuamente, sempre a favore dei bisognosi e di chi ci chiede aiuto, anche dei più fragili. Attraverso l'arte noi vogliamo dare la possibilità al cittadino di superare qualsiasi situazione, anche quella post-Covid, anche una sofferenza del cuore, ma soprattutto a Morgan e a Valeria. L'arte diventa una medicina, ma quale? La medicina del cuore, la medicina dell'amore. Questa manifestazione è grazie alla fondazione che ci ha accolti, la Fondazione Salonia che ci ha accolti per aiutare Morgan in questa importante iniziativa che parte 3 anni fa proprio per l'acquisto di questo famosissimo, ormai diventato famoso esoscheletro per poter camminare. Speriamo che possa essere una realtà, una bella realtà che possa dare un'altra opportunità in più a Morgan di raccogliere fondi e di andare avanti anche se la strada è molto molto lunga ancora. All'incirca il costo di un esoscheletro è tra le 200 e le 250 mila euro, quindi noi ancora abbiamo raccolto 28 mila euro. Con questa iniziativa speriamo di dare un passo in più a questa raccolta, che sia magari uno di una lunga serie per realizzare questo sogno, chiamiamolo sogno di dignità, per una realtà più comoda, una vita più comoda. Sabato 17, una splendida serata a Villa Melania della Fondazione Salonia, io sarò la conduttrice, ci saranno una serie di eventi importanti, l'arte sarà la padrona di casa in questa serata e quindi io penso che le persone di Messina dovrebbero venire a vedere questo, a partecipare dal vivo a questa kermesse artistica in cui ci sarà canto, pittura, recitazione, danza, cibo, perché anche il cibo è cultura, e anche l'occasione per essere generosi con chi è meno fortunato di noi. Importanti interventi in ospedale a Cefalù, vediamo di che si tratta. 2 primi interventi di correzione di grandi deformità della colonna vertebrale nell'adulto sono stati eseguiti alla Fondazione Giglio di Cefalù dall'equipe di chirurgia vertebrale guidata dal dottor Corrado Musso. I 2 pazienti presentavano un'alterazione della curva della colonna sia sul piano frontale, inclinazione naturale, che sul piano sagittale, ridotta lordosi lombare. Causa quest'ultima di dolore lombare irradiato al bacino, alle anche, che si accentuava con la stazione retta e la deambulazione. Nel primo paziente di 65 anni la lordosi è stata recuperata utilizzando un doppio approccio combinato, laterale con l'inserimento di particolari dispositivi discali lordotici in titanio e posteriore in cui sono state eseguite delle osteotomie per rendere le vertebre più mobili. Infine, tramite un sistema di viti a barra in titanio è stata corretta la deformità
è recuperata la lordosi lombare. Nel secondo paziente di 68 anni, in cui era presente una grave ipolordosi lombare causata da un vecchio crollo vertebrale, trattato precedentemente con la vertebroplastica, la lordosi lombare è stata recuperata con un solo accesso posteriore, tramite il quale è stata eseguita una osteotomia di sottrazione penducolare. Attraverso questa procedura è stato asportato un cuneo di porzione posteriore della vertebra interessata, consentendo il recupero del 30% di lordosi. Il resto è stato ottenuto tramite il sistema di barre a vite. In seconda giornata i pazienti sono stati immobilizzati, ovvero seduti o in piedi, e hanno deambulato in autonomia. La degenza è stata di circa 7 giorni, con prosecuzione di terapia riabilitativa, fisioterapia e ginnastica muscolare. Al Teatro Astra di Castelbuono, in provincia di Palermo, si è svolta la terza edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale. Alla Kermesse hanno aderito 164 compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta la Sicilia. Tanti i volti noti del cinema e della televisione che hanno elogiato il valore del teatro amatoriale. Vincitrice del premio come migliore autore teatrale è l'agrigentina José Tedesco. Altri premi sono andati al Teatro Insieme di Favara e al Libero Gruppo Teatrale di Siculiana. Gemellaggio dei Lions Club Valle dei Templi di Agrigento con il Lions Club di Lamezia Terme. Arturo Cantella. Un successo oltre ogni previsione il patto di gemellaggio tra Lions Club Agrigento Valle dei Templi e quello di Lamezia Terme Valle del Savuto. La delegazione di soci e socie del sodalizio agrigentino si è recata in Calabria dal 9 all'11 giugno scorso e tornando entusiasta delle intense giornate trascorse nella prima regione oltre lo stretto di Messina. I Lions calabresi restituiranno la visita e saranno ospiti nella nostra città dal 23 al 25 giugno per confermare il patto. L'idea del patto è nata ai due presidenti, quello agrigentino professore Pira e quello lametino dottor Chiriano, legati da anni da una bella e profonda amicizia. Il patto è stato firmato alla presenza di ben 6 sindaci nel munificio di Conflenti. Un'accoglienza straordinaria, ha dichiarato il presidente Pira. Abbiamo conosciuto una terra e delle persone incredibilmente generose e orgogliose. Amicizia, fratellanza e programmi comuni per far crescere i nostri territori nel segno del lionismo. In delegazione con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi anche Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte e socia del club, che ha rappresentato le istituzioni agrigentine intervenendo nei momenti ufficiali. Storia, tradizione, cultura e sviluppo sostenibile sono stati al centro dei giorni trascorsi dal Lions Club Valle dei Templi in Calabria, diversi incontri nei comuni di Conflenti, Bianchi, Scigliano, dove la delegazione è stata accolta dai primi cittadini. Avvicinare le due realtà calabro-sicula, ha spiegato il presidente lametino Chiriano, è stato un elemento di elevata suggestione. Il nostro club ha mostrato le bellezze nascoste della Valle del Savuto, con la sua natura incontaminata, la ricca vegetazione, il Museo delle Pergamene e altre cose belle. Ad Agrigento i soci del club di Lamezia Terme visiteranno la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, mentre il patto sarà siglato nel corso di una solenne cerimonia. Nei volti e nelle nostre socie ha letto la felicità per avere fatto questa splendida esperienza, ha concluso il presidente Pira, ringraziando il presidente Chiriano per l'impegno e la dedizione a questo progetto. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.